conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Nuovissima, eccoci, brava, grazie, perfetto. Allora non so se gli ascoltatori avevano sentito, mi ripeto, buongiorno a tutti i nostri amici, primo giorno di febbraio, bentornata ad Antonella Bini, grande flautista, bentornato a Marcello Parolini, direttore di questo bellissimo ensemble che ora andremo a presentare. Bentornati carissimi. Grazie a te Oretta e un Grazie. saluto a tutti. Bene, oggi allora noi parleremo di questo, programma musica che giunge quest'anno alla nona edizione, no, partirà adesso a febbraio, mi avete detto al 15, un appuntamento con la Cromba Ensemble nella bellissima città di Bergamo Alta. Siete andati, non vi trattate bene? Esatto, abbiamo, oramai da 9 anni la Sala Piatti di Bergamo Alta è stata eletta a sede della nostra stagione Adesso Musica. Tra l'altro la nostra sede operativa è proprio a Bergamo, mentre la sede legale del nostro ensemble è qui a Milano e, beh, devo dire che Bergamo è una città meravigliosa che offre degli scenari splendidi e quindi è diventata un po' la nostra città di adozione. Molto bene. Allora presentiamo, appunto gli ospiti: Antonella Bini, che è qui presente in studio con Marcello Parolini. Tu sei genovese di nascita. Parla poco Antonella, perché adesso giriamo la clessidra Ahia, quando parla ahia, Antonella. ahia. Laureata in discipline musicali, cos'è flauto traverso? Esatto, Flau esatto. E poi anche, sei laureata in conservazione dei beni culturali. Ebbene sì, e beh, infatti il nome Acrom son stata io a scovarlo perché volevo un richiamo con l'arte visiva del Novecento. E poi sei una grande flautista definita dalla critica e del belliss non ti montare la testa però, No, eh. no, non c'è non c'è pericolo, Ecco, non c'è un'interprete pericolo. straordinaria che si spinge oltre al consueto repertorio flautistico, specializzata puntini puntini, perché la critica andava avanti con questi bellissimi commenti, è specializzata nel repertorio contemporaneo, che sa rendere in maniera perfetta. Spazi dal classico al contemporaneo e suoni all'interno dello stesso brano, dall'ottavino al flauto contrabbasso. E adesso presentiamo invece il tuo Vai, collega. vai Ecco. Paro. Senti, dico alla nostra Sveva, se vuoi anche proiettare la Acromb, il vostro logo, così i nostri ascoltatori lo vedono e lo memorizzano. E poi presenteremo anche gli altri colleghi, no? Assolutamente sì. Allora, presente la voce maschile di Marcello Parolini, che è direttore di questo ensemble. Tu sei invece milanese di nascita? Sono milanese, sì, sì, da generazioni, Ah, bene, bene. E sei diplomato in pianoforte con il massimo dei voti, sì, con i maestri Leonardo Leonardi e in composizione con Sandro Gorli. Quindi composizioni di che genere? Moderne anche per te? sì, all'epoca il corso di composizione che seguii io si chiamava composizione sperimentale, perché era ancora un corso sperimentale che introduceva l'insegnamento, lo studio e l'approfondimento dei linguaggi, più, chiamiamoli moderni, più contemporanei, e quindi anche al suo interno il percorso di studi prevedeva delle materie che, non venivano considerate
nel corso tradizionale di composizione. Ecco, ricordo alla nostra collega Sveva, se vuoi mettere il Acrom in un angolo del nostro schermo così, intanto memorizzano e poi ci spieghi questa R all'incontrario, Va visto bene. che probabilmente è merito tuo, laureata in beni culturali. Ci voleva una laurea per arrivare a questo, No, veramente Vediamo. quello lì è l'area rovesciata non è merito mio, è merito della No, non nostra c'è, non la vediamo. grafica personale che, insomma, casualmente, dato che si diletta con i vari, programmi di videoscrittura, ha pensato di mettere questa R rovesciata e dietro al quale, No. il Parolini ha trovato tutto un significato che ci spiegherà. Mi dice Sveva che gli ascoltatori o i telespettatori vedono la Chrome che noi invece sullo schermo non vediamo. Quindi spiegaci, quindi c'è questa R rovesciata. Sì, la R rovesciata, l'abbiamo interpretata come il simbolo degli sguardi al passato che saltuariamente l'ensemble dà. Riteniamo che anche nella musica, più sperimentale, contemporanea, ci siano le tracce di tutta la cultura musicale precedente, evidenti o meno evidenti e quindi in alcuni programmi noi avviciniamo la musica di 4, 5 secoli fa con brani che magari hanno tratto ispirazione da quei materiali che li usano, che li citano, proprio per tessere questa tela che tiene Un filo di uniti, congiunzione. esatto, è un fil rouge che lega il passato al presente. Ma l'ascoltatore riesce ad avvertirlo? In alcune situazioni è Non rie assolutamente evidente, ah. in altre è nostro compito, magari preventivamente, informare il pubblico che, prestando attenzione a determinati passaggi, può scovare queste tracce di antico. Ecco, prima di passare all'ascolto, poi Antonella Bini ha portato anche il suo flauto e eseguirà per i nostri ascoltatori in diretta qualche cosa che poi ci dirà di cosa si tratta. Vorrei pregare la nostra Sveva se mette sullo schermo anche il gruppo che compone questo sestetto, no, i vostri siete Sì, 6? siamo in 6, Siete 6. comprendendo il sottoscritto, il Eh beh, direttore, cioè sì. caspita, una delle persone più importanti, no? Ma Che però sì, non dai. produce suono, quindi è meno importante degli Vabbè, altri. ma senza di te magari ognuno andrebbe per i fatti propri. Allora, siete i musicisti che compongono Acrom, sono Antonella Bini, flauto, qua alla mia sinistra, Stefano Merighi, clarinetto, Emanuele Rigamonti, violoncello, Elia Leoni Mariani al violino, Gabriele Rota al pianoforte e Marcello Paolini, che è qua in studi, il Sì. direttore. Quindi, va in onda la foto? Perché non la vediamo? Noi non la vediamo. No, sarebbe bello vederlo anche noi. Non si può. Va bene, fidiamoci della nostra Sveva. Senti, vogliamo partire allora avvisiamo il nostro pubblico che è tutta musica contemporanea, Sì. no, quindi va presentato anche il brano che andremo ad ascoltare? Direi di È sì, meglio? è meglio, sì, lo introduco brevemente. Ascolteremo uno stralcio di Il diavolo nel campanile, che è una sorta di melologo per voce recitante ensemble di Simone Fontanelli. Senti, la voce recitante vuoi ricordare il nome? È l'autore, è sempre Ah, è Simone l'autore? Fontanelli, Ah, sì, è sì, lui, sì, quindi è che una è voce una recitante meravigliosa voce maschile. recitante, sì, nessuno meglio Bene. di lui poteva interpretare il suo brano. Sentiamo cosa racconta allora. È tratto da un racconto di Edgar Allan Poe, è in pratica una metafora che parla dell'avversione di determinati gruppi di persone per le novità, per l'evoluzione. Il diavolo rappresenta il cambiamento, invece il popolo che reagisce, che protesta e lo scaccia, rappresenta un po' quella fascia reazionaria che si oppone E quindi alle voi modifiche, come alle mutazioni. musicisti cosa siete? Il cambiamento? No, i musicisti rappresentano in realtà proprio il Il po popolo che reagisce ah. e io in qualche modo ogni tanto, quando non devo dirigere, interpreto improvvisando mimo il diavolo. Che Sì. interessante. Allora, partiamo con questo brano che è dal titolo vuoi ripeterlo? Il diavolo nel Il campanile. diavolo nel campanile, esegue l'Acrom Ensemble, e quindi siamo molto interessati ad ascoltarlo.
sanno che il più bel posto del mondo è, o ahimè, era il borgo di Fonderfontainitis. Tuttavia, poiché esso si trova molto lontano da qualsiasi strada principale in località fuori mano, forse pochi di voi sono mai recati a visitarlo. A beneficio di chi non vi è mai stato, ne darò loro una descrizione, e ciò è tanto più necessario in quanto è con la speranza di assicurarvi la solidarietà a favore degli abitanti che qui intendo narrare la storia dei calamitosi eventi verificatisi recentemente in quel luogo. Nessuno, tra quanti mi conoscono, dubiterà che assolverò tale compito che mi sono autoimposto. Col massimo impegno, con quella rigorosa imparzialità, quella cauta e attenta analisi dei fatti e quella accurata raccolta e confronto delle fonti, che sempre dovrebbero contraddistinguere chi aspira al titolo di storia. Grazie al congiunto contributo di medaglie, manoscritti e iscrizioni, sono in grado di affermare concretamente che il borgo di Fonderfontainitis è sempre esistito fin dalle sue origini nelle stesse identiche condizioni che oggi conserva. Della data di queste origini mi duole tuttavia di poter parlare solo con imprecisione, ma per certo essa non è inferiore a una qualsiasi quantità calcolabile. Veniamo ora alla descrizione della derivazione del nome Fonderfontainitis. Anche in questo caso confesso con vivo dolore di essere impreciso. Tra le innumerevoli opinioni su questo delicato punto non sono in grado di sceglierne nemmeno una che possa essere considerata soddisfacente. Forse è preferibile a tutte, ma con riserva, la teoria del Grossing, che quasi coincide con quella del Karl Plantney, studioso di quel notissimo. Essa dice: Fonderfontainitis, Fonderredung, Fontainitis, Vasundaritis, Obsoltroblitzen. Questa derivazione etimologica trova conferma in alcune tracce di fluido elettrico evidenti sulla cima della torre campanaria del palazzo comunale. Delicatamente su questo brano, che vorrei che il nostro direttore ci ricordasse che cosa abbiamo sentito, le parole in tedesco. Allora, abbiamo una località immaginaria di Fonderfontainitis, quella in cui si verificano i calamitosi eventi e il diavolo arriva a far suonare il 13° rintocco al campanile, sconvolgendo l'ordine precostituito del luogo. Avrete ascoltato la voce narrante con le interazioni, i commenti e i supporti musicali. In realtà è un brano costruito sulla parola, sulla narrazione, ma coinvolgendo i gesti musicali che sottolineano o interpretano il testo che viene letto dalla voce narrante.
Ho capito. Senti Antonella, ci vuoi elencare questa nona edizione, che cosa comprende? In parole, aspetta che le metto la clessidra per Antonella, 3 minuti di tempo. Allora, è una nona edizione che per noi sarà un preludio a quella del 2026 che è la 10ª, quindi, abbiamo inaugurato anche una piccolissima un piccolissimo fil rouge al suo interno che si chiama Suoni dalla Galleria, in quanto prima di ogni concerto, noi strumenti mobili, cioè flauto, violino, violoncello e clarinetto, a turno suoneremo un brano di un compositore dal ballatoio, cioè non stando sul palco, ma per fornire al pubblico una diversa sorgente sonora. E quest'anno lo abbiamo dedicato proprio per anche ringraziarlo e sottolineare l'affetto che ci lega a lui. Abbiamo scelto tutti i brani del maestro Pier Alberto Cattaneo, perché ci ospita all'interno del suo festival Incontri Europei con la Musica, perché insomma è sempre stato dalla nostra parte, ci continuerà credo a supportare, spero ancora per molti anni, e quindi era doveroso questo omaggio. Quindi oltre a Suoni dalla Galleria avremo un concerto dedicato alla nostra Call for Score, che è il concorso di composizione che noi indiciamo da diversi anni ormai, e in esso abbiamo anche incluso i brani della nostra prima masterclass, quindi stiamo varando il secondo bando della seconda masterclass, ma intanto proponiamo cosa è stato fatto dagli iscritti alla nostra prima masterclass. E questo sarà il 15 marzo, mentre nell'appuntamento del 12 di aprile abbiamo, di nuovo un appuntamento con la nuova generazione dell'80, un legame con, la storica generazione dell'80, quella con, Respighi, Petrassi. Noi abbiamo preso il titolo e abbiamo voluto dar voce a chi in questi anni compirà i famosi ANTA. Quindi nei suoi primi 40 anni vedrà un brano inserito ed eseguito da Chrome Ensemble. E infine abbiamo il terzo appuntamento del 10 maggio, che è quello dedicato da Chrome and Friends. Quindi noi ogni anno amiamo in questo concerto, sempre dal titolo uguale, simile, ma in cui si alternano compositori che, sono stati i nostri amici o dell'ensemble intero, oppure di qualche singolo componente, e devo dire che ne è sempre uscito un concerto estremamente eterogeneo in cui si riesce a dare una visione di insieme e non soltanto univoca delle poetiche del giorno d'oggi. Sono stata brava perché la clessidra non è finita. Non è ancora finita, facciamolo vedere ai nostri amici. Nel frattempo Sveva è andata alla locandina in modo che i nostri amici, se volete poi fotografarla col telefonino, il programma di questa bellissima iniziativa, questa nona iniziativa di Chrome Ensemble. Senti, partiamo con un altro brano, così i nostri amici cominciano a familiarizzare con questo tipo di musica, che non è delle più facili. Ammettiamo, non è delle più facili, però diciamo che il compito che ci siamo assegnati è proprio quello di rendere fruibile una musica apparentemente lontana e di difficile ascolto anche per chi non ha tanta esperienza in questo ambito. Tant'è che durante i nostri concerti ogni brano viene sistematicamente presentato, c'è un'introduzione che funziona come una guida all'ascolto, in cui si forniscono le chiavi di lettura della musica che andiamo ad eseguire pochi minuti dopo, e contiamo più delle volte sulla presenza fisica dei compositori, che quindi parlano, interagiscono con il pubblico e descrivono il loro lavoro. Quindi mostriamo anche alle persone che ci ascoltano fisicamente chi ha prodotto la musica che suoniamo. Quindi. Ed è sempre applaudito l'autore? Sì, finora non abbiamo mai avuto lanci di verdure in sala, quindi. Senti, allora il prossimo brano che gentilmente ci presenti? Allora sì, anche il prossimo brano rientra nel concerto di cui parlava poco fa Antonella, quello della nuova generazione dell'80. Di Marco Benetti ascolterete Cicli di Marea. È un brano molto particolare perché ricorre a strumenti assolutamente inusuali, ma adesso chiedo supporto ad Antonella, visto che lei era coinvolta in prima persona, non tanto come flautista ma come scatolista.
Allora, vabbè, Parolini mi prende sempre in giro, ma, beh, allora questo brano, io alternavo il flauto basso ad una scatola di carta, di cartone, suonata con l'archetto come se fosse un violino e mi sono divertita tantissimo. Io anche al compositore l'ho detto: "Mi è piaciuto tanto uscire dalla mia comfort zone", ammesso che io ne abbia mai avuta una, e ho imparato finalmente a gestire le arcate del violino, quindi se interessa a qualcuno io quello lo so Sarebbe bello fare. un esempio qua, far vedere ai nostri Non ci ascoltatori. abbiamo pensato, però prossimamente ci attrezziamo. Il clarinettista alterna il clarinetto basso a una borsa di plastica che viene accartocciata, gli archi suonano anche, le, graffette messe nelle corde del violino che generano un suono particolare e anche il kazoo, se non ricordo male. Questo perché, il compositore ha voluto ricreare con questa effettistica proprio l'effetto della marea, anche delle sue zone, natie. E io devo dire, vabbè, io personalmente stimo moltissimo Marco Benetti, quindi qualunque cosa mi proponga di suonare dico di sì, però è stato un brano che, malgrado questo organico così particolare, al pubblico devo dire è molto piaciuto. E poi Sarà una curiosità anche. Adesso noi avvertiamo mhmm, qualche suono allora, particolare purtroppo nel straordi nostro canale YouTube noi abbiamo potuto caricare soltanto l'audio, quindi avremo delle immagini fisse. sì, però Allora, se si sta molto attenti si sentono dei suoni inusuali e sono generati da questi strumenti inusuali. ossia la scatola di cartone e Scatola le di cartone, una borsa di plastica, le paperclip e 2 kazoo. va bene, allora silenzio completamente, proviamo a ad ascoltare. Poi invitiamo i nostri amici che ci seguono, se hanno avvertito anche loro questi suoni un po' senz'altro molto insoliti. Inusuali.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Dal tuo store. Sempre più liberi con la tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Torniamo in diretta, carissimi amici, con i nostri due autorevoli ospiti, Antonella Bini e Marcello Parolini, che compongono questo ensemble a Chrome, e quindi sono venuti qua nei nostri studi a presentare la loro nona edizione, che partirà adesso al 15 febbraio a Bergamo Alta, quindi una località meravigliosa. Ma adesso voglio sapere da voi quando vi siete avvicinati. Tu, Antonella, forse da sempre a questo tipo di musica non facilissima da seguire. Io personalmente Bravi. ho iniziato a 17 anni, sono 22 anni che faccio, non solo perché poi ho sempre anche eseguito altro repertorio, però in prevalenza 22 anni che faccio musica contemporanea. Ecco, ma cos'è che ti ha spinto proprio a questa scelta? Ma io, sono arrivata a studiare musica contemporanea con Andrea Pestalozza e avevo un'idea totalmente contraria, nel senso che per me la musica finiva con Debussy. neanche, con Mozart credo, Capivo. e anche l'arte visuale finiva con Leonardo da Vinci. Poi E dietro. dopo questa esperienza con Andrea Pestalozza, per me la musica è iniziata a esistere dal Novecento in poi. Mi ha completamente, ribaltata nella visione dell'arte, e quindi anche della musica, e da allora ho deciso di studiarla con una certa, serietà, dedizione, e cercare di, andare sempre un po' oltre quelli che sono i limiti del proprio strumento e personali. Quindi, insomma, ho fatto proprio un cambiamento radicale. Io a volte penso a cosa scrivevo nei temi, entro i 17 anni, poi cosa ho scritto dopo, cioè proprio ho fatto l'iconoclasta a 360 gradi. Mentre tu, Marcello Parolini, che eri, diciamo, arrivi anche tu da dei studi classici, come ti sei avvicinato a questo quintetto allora? Quintetto? Ma diciamo che all'ambiente della musica contemporanea mi sono avvicinato a 15 anni come pianista, quando ancora ovviamente studiavo in conservatorio, mi ero dato disponibile per le classi di composizione a eseguire al pianoforte i lavori che venivano scritti dagli studenti, dei colleghi dei miei insegnanti, quindi ho iniziato così. Poi appena diplomato ho avuto la fortuna di essere chiamato in importanti ensemble dell'area milanese, quindi ho coltivato questa passione, questo interesse, e mi sono poi avvicinato alla direzione, non più solo all'esecuzione come pianista, e quindi E quindi questo incontro con Antonella e compagni è Ahia. avvenne ormai una dozzina d'anni fa, credo, sì, sì. visto, è Ecco, passato tanto tempo, sì. intanto ricordiamo il nostro numero di telefono, mi piacerebbe sentire se qualche ascoltatore vuol commentare questo tipo di musica. 0292947222. Comunque viene scritto anche sotto il monitor. Ma vorrei sapere, c'è ancora il futuro, che cosa prevede per questo tipo di composizioni? Voi usate la scatola di cartone, usate anche delle cose completamente Certo, fantasiose. sì, sì, sì. Beh, diciamo che la sperimentazione ci auguriamo che non abbia mai fine. Ovviamente si tratta di far evolvere un linguaggio anche attraverso una evoluzione delle tecniche esecutive. Laddove non arrivano le nuove tecniche, le tecniche estese sugli strumenti tradizionali, si ricorre anche agli strumentisti, che a questo punto devono improvvisarsi esecutori di strumenti alternativi, come erano appunto la scatola, piuttosto che i kazoo o la carta da cartocciare.
Senti Antonella, tu hai portato anche il tuo flauto, poi ci suonerai qualcosa, ma ci suoni qualcosa di un po' tradizionale o sarai se no, No, io ho non le scelto piace, non le pia no, beh, mi sembrava che stesse bene qua un piccolo brano di musica contemporanea scritto da, un compositore, Marco Reghezza, ma ho scelto un brano volutamente che è stato scritto per un primo approccio alla musica contemporanea, sia per chi esegue sia per chi ascolta, quindi io non penso che sia eccessivamente di avanguardia, però poi lascio sempre la parola al pubblico, al pubblico. quindi Intanto sentiamo che abbiamo una chiamata in linea. Pronto? Sì, buongiorno, sono Luisa, chiamo da Pavia. Allora, voglio premettere che io non amo molto la musica contemporanea, però la musica che ho sentito nell'ultimo brano, adesso purtroppo, non so, vedo sul mio tablet Art Dossier, siete spariti, non so dove siete finiti, mi ha ricordato della musica suonata dagli aborigeni australiani con i loro magnifici didgeridoo, e anche in Tibet, per queste note così lunghe, così prolungate, le ho trovate molto interessanti e comunque complimenti a voi. Grazie mille. grazie. Grazie Grazie. infinite. Allora, una rispostina? Prego, Marce. Certo, le sonorità possono portare Ricor alla memoria degli ascoltatori varie situazioni di vita, varie esperienze d'ascolto. Non sono magari esperienze, citazioni volute da parte degli autori, ma il bello della musica è questo, che è Sì. un linguaggio che Certo. scava nella memoria di ciascuno e È ciascuno è vero. libero di interpretarla e di viverla come meglio ritiene. Ecco, l'importante è che susciti dei sentimenti, appunto dei ricordi come in questo caso. Assolutamente sì. Quindi pollice alto. Esatto. Senti, che cosa abbiamo in scaletta prima che, Antonella si prepari col suo flauto? Allora, proponiamo un estratto di Anima primo studio di Daria Scia, anche questo brano rientrava nel concerto dedicato alla nuova generazione dell'80 dell'anno scorso. Daria Scia ha scritto per noi questo pezzo in prima esecuzione assoluta e anche in questo brano, c'è modo di ascoltare sonorità molto, raffinate, particolari, o un uso talvolta inusuale degli strumenti, che sono quindi un po' piegati alla ricerca timbrica voluta Ma ci sono dall'autrice. tutti e 6, ci sono tutti e 5 gli strumenti Siamo in tutti e questo brano? 5, sì. Tutti e Sì, 5. sì, Tu sì. dirigi tutti Io e continuo a 5 i dirigere, sì. colleghi. Gabriele suona la cordiera. Esatto, Gabriele suona anche in cordiera del pianoforte, non solo sulla tastiera, ma direttamente sulle corde. Ah, direttamente sulle Sì. corde. È interessante, lo vediamo con il Lo nostro ascoltiamo? lo ascoltiamo. Sì.
Delicatamente su questo brano che io ho commentato, ma non lo voglio ripetere con un aggettivo, è un aggettivo quello che ho detto? Sì, Può essere un aggettivo. Sì. lamentoso. può essere. Lamentoso. 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 Antonella Sorriso. Ricordiamo che Antonella Bini è una delle più acclamate flautiste del mondo musicale italiano, ma e non solo, perché tu suoni anche, sei anche maestro i a Berlino, cos'è che sei? Ecco, no? Ho lavorato per moltissimi anni fino al suo scioglimento con un ensemble di Berlino e continuo a lavorare con dei compositori tedeschi, insomma, c'è stato quindi modo di intessere negli anni, contatti e vedere anche un po' cosa scrivono all'estero. Anche ad esempio da alcuni miei contatti con l'Inghilterra sono ad esempio, stati, presentati dei brani da Crom nelle edizioni passate. Quest'anno eseguirò in primo assoluto un brano di James Herber. Beh, diciamo che, il confronto con l'estero è sempre importante, un po' per vedere che cosa c'è al di là del confine, non Ma sempre per bistrattare la nostra povera Italia, perché la produzione italiana non ha niente che da assu invidiare assolutamente. Poi insomma, credo che un interprete debba leggere il più possibile, per leggere intendo eseguire, mettere sotto le proprie dita e confrontarsi con, partiture veramente provenienti da ogni parte del mondo, anche proprio per una sua crescita personale. Cioè giusto. l'interprete Ma non dovrebbe mai sentirsi cresciuto abbastanza e continuare in ecco, ma questo. sono stili completamente diversi anche nella musica moderna oppure Diciamo che secondo me, alla fine ognuno ha creato una sua cifra stilistica, ha mutuato magari, quello che poi si inizia a studiare sui libri a livello accademico, qualche effetto che oramai è diventato storico, poi ogni compositore lo sedimenta e lo fa suo, altri ne hanno proprio inventati di nuovi, quindi questo è un po' anche il bello e con qualcuno c'è stato anche modo di lavorare insieme e avere anche uno scambio di idee, di vedute, quindi, è sempre utile. Il mio primo disco da solista l'ho fatto per una label tedesca con degli autori tedeschi, ehm, devo dire in quel CD c'era anche un brano di Gérard Pape, quindi dalla Francia è arrivato e sono stati ognuno un brano che è stato un banco di prova e anche una ricerca un po' su me stessa, su quello che ero io in quel momento. brava Antonella, adesso prendi il tuo flauto Ah, e per bene. i nostri ascoltatori suonerai proprio espressamente per loro. Assolutamente. Ecco. Allora il brano si intitola The Perfect Ring di Marco Reghezza, compositore di Arma di Taggia, di Imperia. È un brano, come raccontavo, che è stato scritto per un primo approccio non solo per il pubblico alla musica contemporanea, ma anche per gli esecutori, quindi non dovrebbe risultare eccessivamente. Ostico. No, beh, sì, non dovrebbe spaventare No, eccessivamente né chi lo esegue né chi lo ascolta. no, che lo eseguo assolutamente no, perché Antonella Bini è proprio innamorata della musica contemporanea, me l'ha detto lei più volte e l'ho ascoltata più volte anche nello splendido Museo del Novecento, questo Museo del Novecento qui a Milano, dove dal quinto piano si vede tutta la facciata del Duomo, veramente un'esperienza bellissima, oltre che ascoltare musica, vedere questo fondale, no, questo fondale della facciata del Duomo, splendido. E quindi non può essere che musica bella se la suoni nel Museo del Novecento. Ecco, Assolutamente. il maestro Antonella Bini si prepara con il suo flauto e a te Antonella.
Ma brava, applausi, anche tu Sveva, applausi. Bravissima, mi è piaciuto quella specie di tamburellare, non so se è Sì, è un effetto percussivo. effetto percussivo, veramente brava Antonella. Non per niente sei conosciuta veramente ovunque. No, sei nota, sei conosciuta, ma poi è molto simpatica, sei molto così, semplice, non sei su in cattedra mai. Non ti ho mai No, visto. ma io non sono in cattedra neanche quando insegno, quindi Ma assolutamente. questo è il bello dei musicisti, quando siete proprio così a contatto col pubblico, con gli umani. No, Perché voi ora avete io sono contraria a chi si erge in torri e burne imperscrutabili, inscalabili, ce ne e sono tanti. sì, ma secondo me è stato anche un po' il problema, dell'arte a 360 gradi contemporanea e di oggi, e anche della musica, cioè questo, creare questo gap invalicabile tra il pubblico, tra l'ascoltatore, il pubblico e l'esecuzione, la musica, cioè cerchiamo di, insomma, Coinvolgere di tutti, coinvolgersi, certo, sì, ma poi insomma. è anche il tuo carattere, Antonella, comunque. Non lo Invece so, questo io sta agli altri ti dirlo. conosco da diverso tempo, non Ah, sei mai cambiata. meno male allora. Non so se eri già un carattere formato, però penso che se uno è così, diciamo, alla portata proprio del pubblico anche meno colto e preparato, vuol dire che ha un qualcosa in più lui. Vabbè, grazie mille, È perché vero? non lo so, lascio dire agli Ma altri. non so, sentiamo cosa dice il tuo collega. Ahia. Diciamo che il carattere di Antonella è funzionale anche alle dinamiche interne di un ensemble. L'energia, la schiettezza, l'onestà, la simpatia, sono elementi fondamentali perché tutto sommato è un organismo complesso, un ensemble. Bisogna lavorare e divertirsi e Giusto, creare bravi. qualcosa insieme. Poi è l'unica donna, quindi sarà anche un po' coccolata da voi. Sì, Insomma. oppure è bersaglio delle varie battutine dei maschiacci Sì. dell'ensemble. Parolini mi bullizza, lo dico qua, nel senso che spesso mi dice delle cose antipatiche. Beh, adesso sentiamo che cosa abbiamo forse c'è una chiamata in linea. Ci passa la chiamata che abbiamo in linea. Quindi posso dire pronto? 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 Caduta? C'è ancora? È andata? Pronto? Vabbè. Eccola Ecco. qua, è tornata. Allora, deve richiamare? Allora, per cortesia al nostro ascoltatore o ascoltatrice, mi sembrava una donna, richiami per favore perché è caduta. Senti, Marcello Parolini, che tu sento parlare, sei pianista, ma ne suoni anche, diciamo,
per conto tuo, diciamo, in altre formazioni più tradizionali, oppure il Sì, ensemble ti ho suonato in varie formazioni cameristiche, ho avuto un'esperienza ventennale con Willy Burger, che è uno dei più grandi armonicisti del mondo. Abbiamo girato il globo insieme, che quindi sì, meraviglia. ho avuto varie esperienze come pianista. Sì, son pronta, son pronta. Bene. Pronto? Buongiorno Retta, sono Elisa. Ah, buongiorno Elisa. Ecco, Volevo allora, salutare te e i tuoi ospiti, complimentarmi con la flautista? la flautista, certo, perché sempre bello sentire suonare gli strumenti in diretta, anche se è una musica un po' particolare, indubbiamente, però molto, molto interessante, insomma, come ti dico sempre, ci fai scoprire delle cose nuove, ecco, della musica nuova che io personalmente non conosco. Quindi andresti a un concerto di musica contemporanea? Ma perché no? Perché no? Sì, Ecco. poi a me piace sperimentare, quindi sì. Bene. Allora, Allora, la sentiamo aspettiamo signora dal 15 febbraio in Sala Piatti. Mi di Bergamo. raccomando, nella Sala Piatti di Bergamo, noi saremo lì. Se poi vuole delle informazioni, sul nostro sito ci sono i nostri recapiti. Sì, Non stavo esiti a infatti andando a contattarci. curiosare, perché poi io ringrazio sempre Retta che mi fa scoprire autori che non... Anche se io credo di averla già sentita lei. È venuta, Credo che sì, è fosse venuta. già stata Sì, ospite ero già della stata ospite, trasmissione. sì, perché Oretta, Ecco. devo dire, è un caposaldo di quello che faccio, quindi lei supporta sempre molto tutto. Sì, sì. Sì, infatti l'avevo già sentita. Quindi complimenti e a Grazie. presto allora, A buon lavoro. prestissimo. No, mi fa piacere che, utilizziate, fra virgolette, Radio Libertà proprio come un po' lancio anche dei vostri, messaggi musicali. Questo mi fa molto piacere, così come anticipo che fra 2 settimane si sono autoinvitati e quindi ancora mi fa ancora particolarmente piacere, 2 grandi pianisti, ovvero Alessandro Marangoni e Orazio Sciortino, che voi avete sentito. Orazio Piccini che lo conosci, che è simpaticissimo, Sì, e sono 2 grandi pianisti. beh, Orazio è anche un grandissimo compositore, è stato anche lui è uno della nuova generazione '80, compromesso l'anno scorso da Chrome Ensemble, e lavorare con Orazio devo dire è stata una bellissima Ecco. esperienza. E quindi questi 2 grandi maestri mi hanno detto: "Possiamo venire a Radio Libertà a presentare il nostro nuovo CD?" E quindi mi fa molto piacere, perché spero sempre che anche da questi microfoni possa dare un contributo importante ai vostri grandi lavori, è vero? Grazie. Senti, allora adesso che cosa c'è in scaletta? Farei un salto rispetto alla scaletta che avevamo stabilito, Sveva mi perdonerà. Passerei al canto delle montagne lontane di Laszlo Tihany. È un quintetto che abbiamo eseguito l'anno scorso, in un concerto dedicato alla musica ungherese. Una degli aspetti di ricerca di Chrome Ensemble è proprio quello di frugare in repertori che non vengono solitamente passati nelle sale italiane, Giusto, bravi. concentrando anche l'attenzione su determinate aree geografiche, perché è inevitabile che l'appartenenza a una zona particolare del mondo determina un'esperienza, un vissuto condiviso che emerge in tutta la produzione musicale che origina proprio da determinate zone geografiche Bene, della scusa, terra. il titolo l'hai già detto? Il canto delle Il montagne canto delle lontane montagne, di vero. Laszlo Canto Tihany. delle montagne lontane, bello, suggestivo. Sì, è un brano dedicato in realtà alle montagne coreane, è un brano che vuole essere descrittivo, infatti i saliscendi iniziali Va proprio bene. vogliono richiamare graficamente e anche sonoramente Bene, allora facciamo le anche noi alture coreane. questa scalata. Bene.
ecco, sfumata questa ascesa su queste montagne coreane, eseguita dall'ensemble Acrom Ensemble. Siamo arrivati al termine di questa simpaticissima chiacchierata, quindi un grazie affettuosissimo a te, Antonella Bini, al tuo collega Marcello Parolini, porta i saluti agli altri componenti. Certo, certo. Buona partenza con questo festival, possiamo chiamarlo anche festival? Sì, stagione festival, Stagione quello che è. festival. Spero a uno di poter essere presente. Noi ti aspettiamo veramente col cuore, Eh. perché grazie per tutto quello Figurati. che fai per noi. Con tutto il piacere, con tutto il dovere anche di far conoscere questa musica a chi meno si avvicina. Grazie a Sveva al suo debutto in diretta con voi e con me. Quindi grazie agli ascoltatori, alla settimana prossima, e a voi buona partenza con Ensemble. Grazie, Grazie, un saluto a grazie. tutti. Vi aspettiamo. Avete ascoltato L'angolo della musica classica con Oretta Pierotti Cei. Arrivederci a sabato prossimo con La grande musica. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Iniziamo a scavare. The Brutalist è l'evento cinematografico dell'anno. Perché un affermato architetto si ritrova a spalare carbone a Filadelfia? Candidato a 10 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attore protagonista. Il destino ci ha uniti. Con Adrian Brody, Felicity Jones e Guy Pearce. The Brutalist, dal 6 febbraio al cinema. Forse è meglio che vada. E chi lo dice? Sempre se non hai altro da fare. No, che non ce l'ho. Il film più emozionante dell'anno. Il candidato all'Oscar Andrew Garfield. Che ci piaccia o no, il tempo stringe. La candidata agli Oscar Florence Pugh. Perché hai tanta fretta? È che sono preoccupato. Che mi stia innamorando di te. We Live in Time, dal 6 febbraio al cinema. Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia.